Salve e ben ritrovati! Oggi facciamo una ricetta curiosa, sempre in questo periodo con i prodotti di stagione, facciamo delle polpette di zucca. Ovviamente per tempi televisivi mi sono dovuta portare avanti con il lavoro, nel senso che per fare le polpette di zucca, siccome la zucca diciamo è molto acquosa, cosa bisogna fare? Bisogna fare delle fette di zucca, metterle su carta da forno 20 minuti a 200 gradi per farla asciugare. Una volta asciugata la passiamo nel mix e facciamo la nostra cremina di zucca. Ma non è finita qua, perché la crema di zucca io poi che cosa faccio? In ogni caso la preparazione si fa la sera prima. Una volta frullata io la metto in un colino, però prestando attenzione, siccome è molto diciamo sottile, rischia che esce dal colino. E che cosa ci metto? Ci mettiamo un velettino, un po' di tulle. E a questo proposito vi voglio insegnare una chicchetta, nel senso che quando abbiamo tutti quanti è capitato di andare a un matrimonio, a una comunione e ci hanno dato la bomboniera, che cosa facciamo? Il veletto che contiene i confetti noi lo conserviamo perché lo useremo in questo caso o da filtrino se dobbiamo colare qualcosa e bisogna avere, molte volte anche dal colino stesso potrebbe essere grossa la trama, per cui noi mettiamo sempre il velettino. Quindi vedete che qualsiasi cosa che si ha e che si presta sempre ad un secondo utilizzo. Allora, questo è colato abbastanza perché è da ieri sera. Quindi cosa facciamo? Facciamo niente più, niente meno, l'impasto delle polpette. Per cui mettiamo la nostra zucca, un uovo, possibilmente solo il rosso, perché così diciamo mettiamo meno liquidi nella zucca, meno liquidi, ce li togliamo e poi ce li aggiungiamo e insomma è un pochettino. Poi del formaggio, ce lo mettiamo tutto, abbondiamo, del pepe nero, del sale ovviamente, perché io non l'ho messo nella zucca quando l'ho messa in forno. Se per caso voi la mettete quando la mettete in forno, al limite la assaggiate, se vi rendete conto che è un pochettino, se dovesse essere ancora insipida, aggiungete del sale, altrimenti va bene così. E iniziamo ad amalgamare. Vedete com'è morbida? A questo punto che cosa mettiamo? Generalmente io nelle polpette metto la mollica di pane. In questo caso è proprio quel caso da mettere il pane grattugiato, che è più asciutto e quindi raccoglie un po' di umidità delle polpette. E iniziamo a lavorarla, a raccogliere un pochettino tutti gli ingredienti. C'è mia sorella che li prepara la sera prima e poi li prepara un paio d'ore prima, se ha la possibilità di farlo, e poi li cuoce, ma noi li possiamo cuocere direttamente al momento, non c'è problema. Mettiamo un po' di pane grattugiato in più e quindi facciamo questo lavoro. Libertà, tu mi hai fatto piangere. Non ci perdiamo in chiacchiere, assembliamo queste polpettine. Allora, prendiamo l'impasto della nostra zucca, delle nostre polpette di zucca. La mettiamo nella mano, facciamo, vedete, un po' una fossettina e ci mettiamo un po' di caciocavallo. La richiudiamo, ecco qua, e la passiamo nel pane grattugiato.
Ecco qua. Adesso io prima vi ho fatto vedere, adesso vado veloce proprio per un fatto di tempi televisivi. Comunque la canzone non è male. Libertà, tu mi hai fatto piangere. Libertà, quanta solitudine io vivrò. Na, 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 per cercare te. Na, 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 na. Questo è un modo simpatico anche per far mangiare la zucca ai bambini. Quindi cerchiamo queste verdure di renderle un po' allegre, così la mangiano i bambini e sono contenti. E siamo contenti anche noi che riusciamo in qualche modo a fargliela mangiare. Ovviamente chiediamo alla nostra nutrizionista il valore di questo, il valore nutritivo e comunque le proprietà di questo piatto. Oggi, cari amici, parliamo delle polpette di zucca. Analizziamo come sempre i singoli alimenti che compongono queste meravigliose pietanze. La zucca, contrariamente a quanto si possa pensare, la zucca dolcissima e gustosa è un alimento amico delle diete. Povera di calorie, è adatta appunto persino nei diabetici per la scarsità in termini glucidici. Viene usata in ambito erboristico e fitoterapico, è un ortaggio e pensate per 100 grammi di prodotto abbiamo 18 calorie. Essendo arancione è una miniera di caroteni, pro vitamina A, ricca di minerali, fosforo, ferro, magnesio, potassio, anche vitamina C e del gruppo B. In fitoterapia sono ottimi i semi che contengono la cucurbitina, tocoferolo e tocotrienolo, proteine, pectine e oli grassi. Inoltre nei semi ritroviamo anche il selenio, rame, zinco, manganese, ha proprietà rinfrescanti, diuretiche, lassative e digestive. Viene impiegato come maschera per il viso nella cosmesi per appunto effettuare maschere facciali per punti neri oppure per le pelli abbastanza grasse oppure stressate. Il pangrattato appartiene ai carboidrati, per 100 grammi abbiamo 395 calorie, utile in cucina per donare croccantezza e capacità e corposità ai piatti. Contiene amido, fibra, sodio, acqua, calcio, ferro, fosforo, potassio e selenio. Le uova, un alimento completo molto nutriente, infatti possono essere cucinate sode, alla coque, strapazzate, ma anche per dare compattezza ai nostri piatti come quello di oggi, fonte di proteina. Un uovo pesa all'incirca 60 grammi e abbiamo all'incirca 130 calorie. Il colesterolo è contenuto solo nel tuorlo, le proteine delle uova sono le migliori e appunto possiedono un profilo aminoacidico completo, contengono acqua, sodio, potassio, calcio, magnesio, fosforo, vitamine del gruppo B, acido folico, vitamina A, B2, biotina, aiutano il sistema cardiovascolare, pulire i vasi sanguigni data la presenza della lecitina. Sul guscio è riportato, cari amici, un codice alfanumerico, cioè una sorta di carta d'identità. Il primo numero fornisce informazioni circa il tipo di allevamento dell'uovo, dove viene appunto poi prodotto. 0 produzione biologica, 1 allevamento all'aperto, 2 a terra, 3 in gabbia. Fanno seguito 2 lettere indicanti il paese proveniente, tipo IT come Italia, 3 numeri del comune d'allevamento, la sigla della provincia di appartenenza e infine 3 cifre inerenti il codice identificativo dell'allevamento di deposizione. Il formaggio grattugiato, 431 calorie per 100 grammi di prodotto, fonte per il 30% d'acqua e il 70% di sostanze nutritive, ricca di proteine, sodio, potassio, magnesio, vitamina A,
colina, biotine e tanti altri. Il formaggio grattugiato più è stagionato e più è digeribile, anche per chi ha problemi di intolleranza al lattosio. Ha un elevato valore biologico, ottima fonte di energia, ricco di calcio per mantenere le ossa e i denti forti. Rafforza il sistema immunitario, stimola la digestione, è un antidolorifico naturale e tranquillizzante. Proprietà antiossidanti, attenzione ad non eccedere perché non tutte le cose si potrebbero poi, come tutte le cose lo dico sempre, un po' ogni tanto di tutto, così non abbiamo effetti collaterali per la salute. Il caciocavallo Dulcis in Funto è un alimento ricco di proteine ad alto valore biologico e contenente di calcio e di fosforo. Il caciocavallo rientra nel secondo gruppo fondamentale degli alimenti. Si ottiene da latte grasso vaccino arricchito con caglio di agnello capretto, poi sale ed eventuali fermenti lattici a pasta filata. 439 calorie per 100 grammi. Il caciocavallo è un alimento poco adatto alla nutrizione clinica e alla dieta di soggetti con ipertensione, sindrome metabolica, però come dico sempre, appunto lo ribadirò fino alla fine, un po' ogni tanto non succede nulla, anzi quello silano risale come denominazione d'origine al 1993. Queste polpette oggi ci hanno illuminato d'immenso, cari amici, davvero con un tripudio di sapori ed è uno tira l'altro, un piatto eccellente, con poca fatica, semplice da rifare. Un abbraccio a tutti e alla prossima! L'olio è pronto, passiamo alla frittura delle nostre polpette. Sì, ci siamo. Ok. Questo è giusto una doratura che facciamo fare a queste polpette perché è già cotto l'impasto, quindi è giusto farle dorare un pochettino nell'olio. Le nostre polpettine sono pronte, li mettiamo su carta da forno prima, prendiamo un cucchiaio, giusto una doratura perché ve l'ho detto, diciamo che quello che la zucca è già cotta, per cui è solo il tempo che si asciugano e si scioglie un pochettino il caciocavallo che ci abbiamo messo dentro. Ecco qua. Sono bellissime, vero? Mille bolle gialle, no blu in questo caso. Ecco qua. Adesso li impiattiamo. È un modo simpatico per impiattarle. Abbiamo preso un po' di radicchio e facciamo in modo che ogni polpetta viene avvolta dal radicchio, quindi la dolcezza della zucca associata al, diciamo, al gusto un po' più deciso del radicchio. Giusto qualcuna, perché se a qualcuno non piace il radicchio, quindi ne impiattiamo solo qualcuna col radicchio. Ecco qua. E le altre fanno da contorno. Ecco qua. Tutti in un abbraccio. Forse il piatto è un po' grandicello, comunque va bene così.
il nostro piatto è pronto. Buon appetito e non l'assaggiamo? Vediamo un pochettino questo formaggio se fila o meno. Per la gioia dei nostri bambini e anche per i grandi. Buonissima. Oggi prepariamo una ricettina veloce veloce con il nostro delizioso pesce azzurro. È da fare a forno, però è una preparazione velocissima. Che cosa ci servono? Delle alici che noi abbiamo lavato, spinato, perché ci servono senza spine, devono essere per lungo. Ok? Allora che facciamo? Prendiamo una teglia rotonda perché diciamo dobbiamo farla a raggiera. Per cui cosa facciamo? Mettiamo alla base un po' di olio. Ecco qua. Ci mettiamo il nostro pesce. Teoricamente ci andrebbe anche un po' di aglio, però io non lo metto perché ho preparato questo, diciamo, chiamiamolo pesto. Ho macinato sostanzialmente del basilico, del prezzemolo e dell'aglio con un goccio d'olio e poi lo mettiamo qua sopra. Allora distribuiamo sulle alicette dell'olio, un goccio d'olio, dell'origano, un pizzico di sale, ma giusto un pizzico perché là dentro ce l'ho messo, quindi giusto un pizzichino. Dopo facciamo uno strato di patate. Allora, avendo l'accortezza che le patate sono state leggermente sbollentate un pochino, perché capite bene che la alicetta si cuoce subito, la patata è più dura, per cui avrebbe avuto, sono tempi di cottura molto diversi, quindi facciamo così, li sbollentiamo un po' e poi facciamo il nostro strato di patate. Ecco qua. Non so se vedete come viene. Ecco qua. Allora, sulle patate metteremo un pizzico di sale, sempre dell'origano, e poi ci mettiamo qualche cucchiaino di questa cremina che danno sapidità alle patate. Ecco qua. Perfetto. Risistemiamo sopra le alicette. Questa volta però li mettiamo al contrario, a raggiera sostanzialmente. Ecco qua, forse non lo vedete bene. Perfetto. Al centro mettiamo queste altre due patatine e qualcuna in questi spazi aperti, qua, 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 negli spazi vuoti, diciamo. Qua. Perfetto. Ovviamente origano, un goccio d'olio, sulle patatine mettiamo un po' di cremina. Io ho fatto due strati per una questione ovviamente di
quantità. Voi a casa potete fare 2 o 3 strati, l'importante è che alla fine aggiustate la ricetta in questo modo, a raggiera, ok? Li inforniamo 15 minuti a 200 gradi perché la ricetta cuoce in poco tempo, la patata è già cotta, per cui il piatto è pronto, più veloce di così non si può. Lo inforniamo e poi lo vediamo dopo. Che meraviglia! Oh, ecco qua, è uno spettacolo. Che dite? Ci siamo? Perfetto, adesso lo impiattiamo. Prendiamo il piatto della festa, va? Ecco qua. E se ci riusciamo, dovremmo prenderlo tutto insieme. Però mi sa che è un po' difficile, ragazzi. Io però faccio così. Siccome c'è la carta da forno, che dite? Abbiamo raggiunto il nostro scopo. Perfetto, ecco qua. Ragazzi, assaggiamo un pochettino. Vedete, la patata è cotta perché ovviamente l'avevamo un pochettino sbollentata. Un connubio di sapori, freschezza, carattere, c'è di tutto in questo piatto. È veramente buono. Fatelo e poi ve lo mangiate.